Cielo giardino a mezzo di lumari, tutto tessuto di arance e ciuri, tutti i raggetti ci vanno a cantare, pure i sireni ci fanno l'amore. Siamo il sole, il gelsomino, la luce dell'Ega, l'olivo, il pomodoro di Pachino. Siamo il vino di Marsala che ci spezza le gambe, il letto è decorato dalla neve e dalle piante. Siamo il geco che ci guarda con aria assorta, il pezzo di pane che ti porti nella sporta. Io ho trecce nei capelli come quelle che le fate fanno a notte coi cilindri, piffare gli chiuppeggi. Siamo mandorle amare, dolci come mandarini. Siamo scarsi, ricchi, gli ultimi e i primi. Siamo acqua e sole, pesce e sale, l'odore di campagna e l'infinito mare. La mia isola è assolata, uva passola seccata, una bambina stuccata. Diamo da bere a questa terra consumata, riempiamola di fiori, o terra dolce amata. C'è un giardino a mezzo di lumari, tutto tessuto di arance e ciuri, tutte le gente ci vanno a cantare. Le immagini della Sicilia belle e potenti, la canzone si chiama C'è un giardino, l'autore è qui con noi stamattina, Giuseppe Giacalone, in arte Giaca, un mix, quello della tua musica, che mette insieme linguaggi molto diversi che nascono dalla contaminazione della musica giamaicana, ma con una grandissima attenzione per la nostra lingua, il siciliano e la nostra terra. Esattamente, buongiorno a tutti. Giaca, il mio nome d'arte, è scritto in questa maniera esotica, J-A-K-A, viene da Giacalone, il mio cognome tipicamente siciliano. Per tanti anni abbiamo esportato diciamo, la nostra musica all'estero, nel resto d'Italia ma anche nelle maggiori capitali europee, e poi negli ultimi anni la nostra musica è tornata diciamo, a casa. Apparteniamo alla prima generazione, si può dire, di rimatori di musica reggae e rap, hip hop in italiano e in dialetto. Tu sei di origini trapanesi e lo abbiamo visto anche in questo video, c'è tanto di quella parte della Sicilia nella tua musica, è un'esigenza che nasce anche dalla voglia di fare scoprire quella zona e le sue difficoltà. Certo, beh, tutta la nostra isola in particolare, è una musica molto, molto legata alla terra, ma non solo, diciamo, perché per me la Sicilia è un po' come una metafora dell'intero mondo, insomma, qui si trovano tutte le contraddizioni più scottanti dell'Italia all'ennesima potenza, insomma. Però diciamo che io ho sempre cercato attraverso la mia musica di portare un'immagine positiva della Sicilia nel mondo, la quale ahimè tante volte è purtroppo oscurata da pregiudizi nei nostri confronti. Da stereotipi. Esatto, quindi diciamo... La tua è una storia di emigrazione ma anche di ritorno. Sì. E da una parte sì, perché appunto come avevo accennato prima, noi siamo prima diventati famosi diciamo nel resto d'Italia e all'estero, facevamo già concerti con migliaia di persone nei più grandi festival internazionali, quando ancora in Sicilia eravamo seguiti da poche persone. Poi un po' con l'avvento di internet, perché la nostra storia viene da molto lontano, un po' con alcune canzoni come Aeri, C'è un giardino, Forza Originaria, la mia musica è tornata a casa e negli ultimi anni ai nostri concerti d'estate arrivano migliaia di persone nelle piazze, ma non solo giovani fans del reggae, ma anche bambini, vecchi, famiglie, quindi abbiamo portato un genere di nicchia, diciamo, al popolo. A conoscerlo a più persone possibili. Appunto dicevi tu, il ruolo di internet, della rete è fondamentale. Tu stai lavorando a un nuovo progetto che si chiama Il Suono dell'Isola, un nuovo progetto musicale che guarda la rete attraverso una raccolta di fondi. Esatto, il crowdfunding si chiama così, o raccolta fondi, praticamente è un modo per produrre il mio prossimo disco, il quale si chiamerà Il Suono dell'Isola per l'appunto, e qui l'idea del concept è dalla Sicilia alla Giamaica, collegare queste due isole. Nella Giamaica è nato il reggae, dalla Sicilia lo facciamo nel nostro stile, tramite questo sistema. Come funziona? Praticamente si chiede online, tramite una piattaforma, in questo caso Music Raiser, che i fans ti aiutino a realizzare questo album. Questa è una nuova frontiera del mercato discografico moderno, tanti Certo. artisti che adesso fanno questo tipo di scelta. Sì, è un modo innanzitutto di autoprodurre la propria musica e di essere completamente liberi, cioè di
non aver imposto dall'alto che cosa fare. E poi praticamente il bello è che hai un rapporto con i fans diretti, perché i fans non è che fanno una donazione, i fans praticamente fanno comprano qualcosa, dei premi, che può essere dal prossimo disco di Giaca al concerto, dalla partita a biliardino a Giaca che ti cucina una cena siciliana. Possono scegliere un premio praticamente e con questo contribuire. I soldi raccolti serviranno alla realizzazione dell'album Il suono dell'isola. Quanto è fondamentale, come abbiamo visto, l'uso del dialetto, in questo caso del siciliano, nella tua musica? È una parte, non è diciamo la cosa centrale, perché comunque noi abbiamo una musica di respiro internazionale, quindi spesso canto anche in inglese, in patua giamaicano, in italiano perché ci capiscono tutti, però vorrei invitare a non sottovalutare il dialetto, non solo per la Sicilia, perché io se vado a Milano, a Venezia, non hai idea quante persone cantano in dialetto i miei pezzi, sia per la poetica, per la ritmicità e poi perché è una caratteristica diciamo che ci differenzia dal re, è una cosa particolare, diciamo in un mondo sempre più omologato, mantenere vive le cose che ti distinguono dagli altri e sono vive. Adesso vediamo anche molto velocemente un altro video, si chiama Origini, anche in questo caso c'è tanta Sicilia. Sì, vediamolo insieme e poi commentiamo. Sì. Origini inevitabilmente è un omaggio alla tua terra, a Trapani. Esatto. Abbiamo sentito citare anche tantissime località che abbelliscono, comunque sono significative di quella provincia. Esatto, perché noi abbiamo sempre sofferto un poco di complesso di inferiorità, io penso, e invece attraverso la mia musica io cerco di riscattare, di dare un valore alle cose belle che noi abbiamo, perché starsi sempre a lamentare non è molto costruttivo. Tu vivi a Firenze ma sei in Sicilia per un motivo anche molto bello e particolare, un concerto, quando si terrà, l'invito ai nostri telespettatori a partecipare. Esatto, diciamo a parte che ormai 6 mesi l'anno sono quasi sempre qua, venerdì 28 alla Cittadella Universitaria di Palermo, nel piazzale di Ingegneria, ci sarà il concerto di Giaca, praticamente suoneremo in occasione dell'apertura dell'anno accademico, quindi un grandissimo onore, venite, accorrete, l'ingresso è libero, vi aspettiamo tutti a Palermo, venerdì 28 e sarà anche un'occasione per ribadire il nostro progetto per il suono dell'isola. Grazie a Grazie a voi. Giaca, grazie di essere stato qui con noi.